Prima della pandemia, ovvero nel 2019, io ebbi l'onore di presentare qua un altro libro dall'amico scrittore di sordo Emiliano Cau, La luce degli attimi, per raccontare una bella pagina di storia romanzata, però con radici storiche. Oggi raccontiamo invece la storia, una storia tragica, dolorosa, drammatica, che fu quella dei sardi e in particolare degli Ogliastrini, che andarono a combattere in Spagna una delle guerre più assurde che si siano mai combattute. Lo facciamo attraverso questa appassionata e meticolosa ricerca condotta da Frederick Arminio Todde, che non è uno storico di professione, fa altro nella vita, però si è appassionato a queste vicende, è andato a cercare le storie di 100 più ogliastrini che combatterono in Spagna dal 1936 al 1939, uni contro altri. Coloro che combatterono da volontari, molto per fame, molto per disperazione, perché Mussolini gli inviò a sostenere la rivoluzione di Francisco Franco, e altri invece combatterono con le brigate internazionali in Spagna, fatte da comunisti, socialisti e anarchici, a fianco della passionaria Dolores Ibárcuri. La passionaria. Presento questo libro con emozione perché tra i sardi e gli ogliastrini al fronte c'era stato anche mio padre, che salvò avventurosamente la pelle e una gamba grazie a un medico, una giovane dottoressa spagnola che all'ospedale di Caserta lo vide e disse: no, così giovane, più bello no, la gamba non gliela amputiamo. Gamba ferita da una granata, dalla scheggia dell'uomo. Procedette senza anestesia. Babbo rimesso in piedi, voleva tornare al fronte, la futura sposa alzanese o emisi in modo, però dopo dovette andare in Albania e lì fortunatamente la guerra la vinsero gli altri e lui tornò a casa con la pelle sana. È una premessa che ho voluto fare e poi passo a presentare gli ospiti, però prima vorrei che ci salutasse il sindaco della Musei, avvocato dal Depur. Grazie Antonio, un saluto a tutti, un saluto al mio amico Frederick, compagno anche di avventura amministrativa perché lui è la mia stessa passione. Un grazie ovviamente alla Proloco per la grande disponibilità nel mettere su questa festa, questa fiera, che è una festa bellissima, la principale di Lanusei, che cerchiamo di arricchire ogni anno con degli eventi culturali, quindi questo sicuramente è molto bello, molto positivo. Tra l'altro devo dire che con Federico ho parlato per diverso tempo di questo libro, anche io mi sono preso un'infatuazione per la guerra di Spagna a suo tempo al liceo della verità, perché come tanti vi preso una nota per George Orwell, quindi letto Omaggio alla Catalogna, ovviamente un pochino approfondito, effettivamente una guerra che ha destato e desta tantissimo interesse proprio perché è particolarissima, per quando è collocata tra la prima e la seconda guerra mondiale, perché ha sancito, come dire, un passaggio al conservatorismo più bieco in Europa, in quella nazione, ma che faceva parte di un percorso storico-culturale che si stava via via andando a sviluppare, ad affermare in Europa e non solo in Europa. Conosciamo quelle vicende che hanno portato alla seconda guerra mondiale, ma anche perché, come ha detto bene Antonio, che è sempre lucido nelle sue introduzioni e non solo, è stata una guerra, non è stata solo una guerra civile, è stata una guerra civile tra tanti popoli diversi, perché anche per gli italiani è stata una guerra civile, anche per gli inglesi, per i tedeschi e non solo, perché comunque persone della stessa nazionalità, fratelli e cugini, lottavano su fronti contrapposti uno contro l'altro, perché c'era in quel momento un'ideologia fortissima che divideva i popoli e le nazioni, e c'era un senso d'appartenenza a quella ideologia che era talmente forte che era in grado di superare tutte le barriere. Quindi rileggere
quell'epopea storica, quel momento storico importantissimo per, appunto, per l'Europa e per tutto il mondo, oggi sulla base di una ricerca storiografica importante fatta con grande passione, abnegazione e penso anche determinazione, ovviamente deve destare il plauso e l'ammirazione nei confronti di chi si è assunto questo onere, quindi di Frederick, ma soprattutto ci deve dare un'opportunità anche per ritrovare un po' d'orgoglio per quello che abbiamo rappresentato anche noi Gliastrini nelle vicende storiche, che non sono mai aliene dal contesto complessivo, ma quindi noi abbiamo sempre avuto un ruolo specifico in questa vicenda. Quindi credo che da questo punto di vista ci può aiutare anche a fare delle riflessioni sulla consapevolezza che dobbiamo avere su quello che possiamo dare non solo al nostro territorio inteso in senso stretto, ma a 360 gradi, perché credo che quelle vicende che poi ci verranno narrate, credo che la storia del padre di Tonio abbia certamente determinato a formare anche la cultura e la classe dirigente attuale, perché, come diceva qualcuno, tempi duri creano uomini capaci, tempi facili creano uomini un po' meno capaci. Quindi dobbiamo sempre cercare invece di ragionare sul fatto che le nostre classi dirigenti devono crescere in qualità, devono crescere in consapevolezza in maniera tale da garantire il fatto che ci siano uomini forti e donne forti, evidentemente anche in tempi che apparentemente non sono difficili. Invece i tempi sono sempre complicati, vanno sempre interpretati, vanno sempre letti e le cose non devono mai essere date per scontate. E di questi giorni, di ieri, la notizia di una decisione assurda della Corte Suprema americana: c'è una guerra in Europa, ci sono delle vicende storiche che ci vedono comunque il nostro malgrado protagonisti, penso agli ucraini che comunque fanno uno stand qui alla Musei durante questa fiera, quindi noi siamo davvero al centro del mondo, soprattutto oggi più di allora. Lo eravamo nel 1936, figuriamoci oggi, una società più piccola, con un globale che sembra poter prendere il sopravvento sul locale. E invece io credo che sia bene che il locale sia consapevole di sé, delle sue potenzialità e del fatto che tante piccole localizzazioni possono agire per modificare invece i percorsi globali. Quindi credo che l'opera di Frederick si insinui in questo ragionamento e quindi davvero lo ringrazio per la grande determinazione e anche per come sta promuovendo il libro, quindi faccio i complimenti anche all'editore, perché mi pare davvero ci sono i presupposti perché possa crescere la diffusione del libro che porti anche un po' d'orgoglio e di consapevolezza a noi Gliastrini. Grazie. Ovviamente buonasera a tutti. Grazie Davide. Accanto a me ho ovviamente l'autore e accanto a lui l'editore di questo libro che, come dicevo, è un esempio di ricerca scrupolosa. Lui non ha telefonato tantissime volte, così ha fatto con tanti altri, ma penso che potrebbero ringraziare anche familiari di protagonisti della guerra in Spagna, perché grazie a Frederick hanno trovato altre foto, per esempio, dei loro familiari che combattevano in Spagna, perché trovate negli archivi di altre famiglie. Io ho parlato di mio padre, ma devo parlare, e così introduco proprio l'autore facendogli una domanda specifica. Il libro è appassionato perché c'era dentro anche la vicenda di mio padre, ma lui è partito dal nonno Erminio. Ecco, tu lo spieghi nel libro, ma vorrei che lo dicessi a loro cosa ha rappresentato il nonno Erminio come stimolo alla ricerca e all'approfondimento. Buonasera, vi ringrazio già adesso perché poi magari non vorrei dimenticarmene, siete venuti per questa presentazione. Chi mi conosce sa benissimo che 10 anni fa io non ero appassionato. Mi sono appassionato una volta che ho avuto in mano degli scritti di mio nonno. Mio nonno parlava della sua vita e io iniziai questa ricerca fondamentalmente volevo fare un libro su mio nonno. A un certo punto mi sono trovato a un video sulla guerra di Spagna. La guerra di Spagna penso che anche voi sappiate poco o pochissimo, perché si studia poco quegli anni, perché la seconda guerra mondiale è stata, diciamo, la guerra che poi ha attirato più attenzione, giustamente, perché comunque è una guerra più importante, e di conseguenza la guerra di Spagna è diventata, diciamo, una guerra marginale. Io ero convinto, inizialmente ho detto vabbè,
la faccio su tutti gli ogliastrini, perché sono una di quelle persone che non penso solo al mio paese, in generale. Quando faccio le cose penso da sardo e ogliastrino. E ho detto, faccio una ricerca su tutti gli ogliastrini. Da lì convinto che fossero 20-25 persone che parteciparono alla guerra di Spagna, e invece così non è stato. Mi sono trovato ad arrivare a 100 e lì, da lì ho preso il titolo del libro, 100 e più, perché poi sono arrivato a oltre 150. Da 3 mesi che in vendita il libro ne ho scoperto altri 3, perché ma eravamo certi che ce ne fossero altri, come sono sicuro che ce ne sono anche altri di Lanusei, oltre a quelli che ho inserito, perché non esiste una lista in Italia dove ci sono tutti, dove c'è un elenco delle persone che vi parteciparono, e allo stesso tempo di conseguenza non è facile, anche perché adesso molte famiglie o non le trovi più nel luogo, molte volte mi capita di andare che a Tortoliere, i familiari erano di Lanusei, per dire. Quindi vai a cercare la Lanusei e trovi magari, che ne so, sono di Oristano, sono di Sassari, quindi la mia ricerca fondamentalmente era sugli ogliastrini. Una volta che ho iniziato a fare questa ricerca mi sono battuto su degli appassionati online, grazie a internet adesso si scoprono tante cose, e tra cui ci sono alcuni storici spagnoli che fanno parte di questo gruppo, e mi sono appassionato proprio della guerra di Spagna, di conseguenza cercavo tutte le notizie che riguardavano sia i sardi che gli ogliastrini. Niente, riguardo alla Lanusei ebbe 2 caduti in guerra di Spagna, ed è insieme a Baunei e a Gairo il paese che ha avuto più caduti, non sono pochi. Considerate che nel 1936 dati Istat erano 4.177 abitanti la Lanusei. Di questi, secondo me, una ventina almeno sono partiti, io non ne ho trovato 20, ne ho trovato una decina, e 2 sono morti. Queste persone si chiamavano Garetta Pasquale e Magari Carlo. Morirono vennero entrambi poi medagliati, una medaglia al valore militare e una medaglia d'argento. Queste persone erano figli di Lanusei. Secondo me bisognerebbe ricordarli come bisogna ricordare anche gli altri, perché sono persone che hanno perso la vita in guerra. È vero che in questo caso loro erano volontari perché c'era la fame, come diceva una signora, come mi disse una signora di Arzona, mi disse mio padre è partito perché aveva fame, non aveva neanche le scarpe, e adesso lui dopo quegli anni di sacrificio dentro si fece una casa di 3 piani. Ti passo la parola a Tonio. Sì, questa cosa. Mia madre, quando arrivava la pensione di guerra, il babbo ogni mese una cosa c'era, pensione di guerra, poche 130 euro. Però parlato di caduti, parlavi di caduti, ma è chi ha salvato la pelle in Spagna e poi ha fatto l'altra guerra, è morto lì. Sì. Ne abbiamo di esempi citati, purtroppo erano giovani coloro che partirono in guerra in Spagna, e molti di loro vennero richiamati alle armi, allora senza potersi sottrarre, non è una questione di volontariato o meno. Un fratello di mio padre, Francesco, il fratello più giovane, era un giovane carabiniere bellissimo, e non tornò dall'Albania fino agli anni 90, fino ai primi anni 2000, diciamo. Non sapevamo che fine avesse fatto, poi grazie alle ricerche che abbiamo dovuto portarlo a Roma siamo riusciti a capire quando venne ucciso perché non prima dell'armistizio, forse se non fosse stato ucciso prima dell'armistizio sarebbe ancora vivo, ma se 1920. Quindi insomma sono storie tristi che Erminio ci racconta con la crudezza della cronaca. Sul ferimento di mio padre c'è un pezzo del Giornale d'Italia, qui c'è il Giornale d'Italia di Pietro Pillon che ha ferito vicino ad Alcañiz, che è una località nei pressi di Saragozza, nel nord della Spagna. Lì Babbo ricorda il ferimento, ricorda tutto indistintamente, ricorda il viaggio in nave di rientro a Caserta,
ricorda tutto di quella pagina triste e Frederick ne ricorda tanto. Personaggio cruciale, siamo alla Luseia, da lui voglio partire, e invece è quello che combatteva sull'altro fronte, una figura epica, Tommaso Serra della Luseia, emigrò in Francia, si fece conoscere subito come anarchico, la sua struttura di anarchico vero, autentico, lo portò ad attirare su di sé l'attenzione delle polizie di mezza Europa, Francia, Lussemburgo, non so più dove andò. Alla fine cedette al richiamo dell'antifascismo e si schierò contro Francisco Franco in Spagna, scusate. Salvò la pelle Tommaso Serra, tornò, si impegnò politicamente, fu un anarchico mai pentito, pagò una sorta di disamistà con i comunisti e i socialisti, la stessa divisioni che poi sancirono la sconfitta delle brigate internazionali di Spagna. Questo successe. Come l'attuale sinistra perde spesso e volentieri le divisioni interne. Io a volte scherzo, mi guardo dicendo che il PD è il maggior partito di opposizione interna. Però in realtà è così, c'è stata sempre questa divisione, dalla scissione dal congresso di Livorno in poi, la storia della sinistra italiana è fatta di divisioni, salvo poi ricomposizioni sui grandi temi, fortunatamente. Sui grandi temi ci si risolve, perché non si può fare altrimenti, perché si deve stare da una parte, in certe circostanze, in certi momenti storici, in certi snodi della nostra vicenda umana. Bisogna necessariamente stare da una parte, che è la parte giusta, senza fraintendimenti, senza... Questo succede. Dicevamo che appunto Frederick parla di Tommaso Serra, ne parla di lascia trasportare la figura di... Perché? Per le stesse cose che dicevo più o meno. Quindi io, se avete l'opportunità di leggere il libro, capirete che è un libro apolitico. A me interessava l'inizio della ricerca, era proprio improntato su questa cosa, doveva essere prettamente oliastrino. Non sono io a giudicare poi perché partirono o perché avvenne la guerra di Spagna, perché tuttora ci sono varie, diciamo, interpretazioni. Ok, io non sono appunto uno storico, sono un appassionato, mi interessava tirare fuori un attimino tutti gli oliastrini che vi parteciparono, in qualsiasi versante fossero. Tommaso Serra, come dice Tonio, sicuramente è una delle figure più importanti in Ogliastra, ma anche in Sardegna. È uno dei massimi anarchici in guerra di Spagna. Lui era figlio di gairesi. A Gairo, una cosa che io con questa ricerca ho notato, c'era una forte, il paese era veramente spaccato in due e non era facile allora, visto che c'era il fascismo, a essere antifascisti. Era difficilissimo. A Gairo ce n'erano molti. Ed è l'unico paese dove, quando io ho iniziato a fare la ricerca, mi sono reso conto che tuttora c'è quell'area diciamo di sinistra e di destra. Adesso tutti gli altri paesi più o meno ci siamo stabilizzati su una linea quasi comune, no? Invece loro c'è ancora. Io parlavo con gli anziani e mi dicevano, io mi ricordo c'era quel gruppo di persone che si riunivano di notte, quelli erano comunisti, poi dall'altra parte c'era un gruppo di persone che quelli erano fascisti. E in effetti poi, se vai a vedere, i repubblicani, che erano, diciamo, gli antifascisti, la maggior parte sono di Gairo, di quelli che ho trovato. Sugli antifascisti, diciamo che è quasi al 100% completa, perché ci sono stati tanti studi fatti. I fratelli Puddu. Due partirono e uno non partì, rimase a Parigi, era uno di quelli che procurava le armi ai repubblicani ed era sempre di Gairo, però rimase, ed erano cugini di Tommaso Serra, oltretutto.
Tommaso Serra, qualcuno di voi l'ha conosciuto, è una persona, sicuramente una persona importante. Pensate che a Barrali, dove lui è morto, gli hanno dedicato prima un museo e adesso gli hanno dedicato, scusate se leggo perché non ricordo esattamente quindi la CAS, che sarebbe una collettività. Lui negli anni 60 mette in atto a Barrali un progetto autogestionario, la cosiddetta collettività anarchica di solidarietà, la CAS. La CAS sarà il risultato del forte senso di giustizia e libertà diffuso da Serra tra la sua gente, progetto che godrà dell'appoggio solidale da parte di tutto il paese. In seno a questo progetto nasce nel 1981 l'archivio Biblioteca di Cultura Popolare, che alla sua morte assumerà la denominazione di S'Archivio Biblioteca Tommaso Serra. È una persona che le Barrali gli hanno dato la giusta luce, secondo me. Poi uno può essere d'accordo o no sulle sue idee politiche, però sicuramente non era un pinco pallino qualsiasi, non era un portaborse, era una persona che aveva le sue idee. Uno può essere d'accordo o meno, però era una persona, diciamo, di spicco. È una persona molto intelligente, perché altrimenti non arrivi a fare queste cose. E in Spagna lui fu uno degli ultimi comandanti di una batteria, si chiamava la batteria, prima mi parlava Antonio di una cosa che io neanche sapevo, che avesse conosciuto Michele Schirru, che era un sardo. Allora, posso precisare? Lui visse nel mito di Michele Schirru, lui lo conobbe da giovane, perché Michele Schirru, se non ricordo male, anarchico di Patria, fu ucciso, fu condannato a morte, fucilato nel 1931 dal Tribunale Speciale Fascista. Condannato a morte dal Tribunale Speciale Fascista e fucilato ai cecchini di quel personaggio lì. Lui, perché attento a Mussolini, Michele Schirru voleva uccidere Mussolini, era questa la sua mission, lo voleva. Non fu l'unico di però venne mai lui ucciso. Tommaso Serra non solo conobbe, credo, Schirru, se non epistolarmente, adesso non vorrei dire seria, ma mi potrei fare aiutare, ve lo comunicherei dopo, però il punto è che lui visse nel mito di Schirru. Lui voleva ripercorrere le orme di Michele Schirru. Tanto è vero che poi in Spagna, l'anarchico, per tutta quella vicenda. Tommaso sicuramente è una persona che nel libro poi si nota, comunque rimane anche quasi affascinante. Poi ognuno lo interpreta come vuole. Qualcuno mi ha detto, ma era un rivoluzionario, non era una persona buona. Ho detto, no, era una persona che aveva le sue idee e le portava avanti, tanto di cappello. Non è sicuramente l'unico. La Nusei, io in questa ricerca poi mi sono legato quasi come se fossero un mio parente a molte persone di queste, per vari motivi. Io inizialmente ebbi a che fare con una persona di Villagrande, un signore che purtroppo non c'è più, che mi raccontò che perse il fratello in guerra di Spagna e aveva tutto il materiale di questa persona. Considerate che ogni 10 giorni gli arrivava a Villagrande una lettera, una cartolina con delle fotografie da parte di questo ragazzo che si chiamava Luigino Seoni, e in quasi tutti questi scritti parlano di Dino Usai, di Lanusei, non solo di Dino Usai, anche di Carmine Francello, di Urzulei. Erano 3 ragazzi giovanissimi che partirono assieme e si legarono anche in Spagna poi nelle loro vicende. Luigino Seoni morì in Spagna il 23 dicembre del 1938 e quindi non scrisse più lettere. Dino Usai continuò il suo percorso, era un ardito, anche lui in questo caso, ripeto, un ardito non prendono uno qualsiasi, era sicuramente un ragazzo molto capace. E poi lo dimostra la sua morte nella seconda guerra mondiale, in un evento, diciamo, che noi purtroppo in Ogliastra e alla Nusei non viene ricordato. Invece dove è morto, che sarebbe Casa Grizzano a Bologna, viene ricordato ogni anno. Leggo 2 cosettine così vi voglio far capire l'importanza di questa persona.
Quest'anno è il 77° anniversario dei fatti d'arme di Casa Grizzano, in provincia di Bologna, che vide protagonisti il secondo battaglione del 183° reggimento paracadutisti Nembo. Vi fa capire che io non mi fermo sulla ricerca sulla guerra di Spagna, ma vado avanti. Mi interessa proprio il discorso degli astri in generale su tutti i conflitti. In questo caso ne parlo perché si parla di questa persona di Lanusei che ha perso la vita. Lui faceva parte dei paracadutisti Nembo, che era di formazione quasi recente, che tuttora esiste, un corpo d'élite dell'esercito italiano, inquadrato nel gruppo di combattenti Folgore. La prima divisione paracadutisti, lui combatte in quel momento contro la prima divisione paracadutisti tedesca, riduce dai combattimenti di Cassino, i cosiddetti Diavoli Verdi, che era uno dei corpi migliori tedeschi di allora. Quindi siamo già in una situazione dove gli italiani in parte iniziano a combattere i tedeschi. Lui, in questo caso, Dinosai, passa, diciamo, nel versante antinazista, ok, non fa parte dell'RSI, della Repubblica Sociale, non si affiglia alla Repubblica Sociale di Sartre, combatte, diciamo, con gli americani e gli inglesi per mandare via i tedeschi e combattere il fascismo fondamentalmente, dove lui prima inizialmente faceva parte di quelle file, ok. Una volta che è caduto Mussolini decide di far parte dell'altro versante e combatte le conseguenze tedesche. I paracadutisti del Nembo, al comando del tenente colonnello Giuseppe Izzo, espugnarono il caposaldo di Casa Grizzano e lo ottennero per l'intera giornata, nonostante ripetuti violenti contrattacchi dei soldati tedeschi. Quindi anche all'arma bianca, casa per casa. Per il grande valore dimostrato dai paracadutisti italiani, la bandiera di guerra della Nembo ricevette la medaglia d'argento. Uno dei protagonisti di questi terribili momenti fu il nostro Ogliastrino caporal maggiore paracadutista Usai Dino, di Lanusei, insignito per il suo eroico comportamento e per la sua morte in combattimento della medaglia di bronzo al valore, con la conseguente motivazione. Durante una giornata di aspri combattimenti, di propria iniziativa, tentava di tirarsi da solo sul tergo del nemico per aprire la strada ai propri compagni attaccati, ma cadeva sul campo mortalmente. Casa Grizzano, 19 aprile 1945. Nonostante la sua giovane età, era del 1916, non fu la sua unica guerra, scrivono. La storia straordinaria di Usai Dino non si limita a questo particolare episodio. Da anni ormai faccio ricerche di Ogliastrini e lui partì volontario in Spagna con oltre 100 Ogliastrini. Mi farebbe piacere che venga ricordato in futuro, perché è una persona. Sarà che io mi sono anche legato, ripeto, ho trovato foto sue, poi per anni ho ricercato i familiari qui a Lanusei e non trovavo i familiari, perché di Nosai in quegli anni ce n'erano 4 o 5. Poi grazie a una dipendente comunale mi diede una grossa mano e riuscì a capire che lui era la persona che poi perse la vita nella seconda guerra mondiale, perché allora io ancora non lo sapevo. E poi un po' prima dell'uscita del libro trovai casualmente i familiari di Lanusei. Purtroppo oggi non ci sono perché hanno dei problemi, quindi non sono riusciti a venire. E loro non sapevano tutte queste cose del loro parente. Come ha detto prima Antonio, molte volte tu fai delle scoperte e i familiari ti ringraziano. Ti passo la parola a Antonio. Sì, grazie. C'è qualche familiare di Spagna qui? No? No. Oppure sì, però non di Lanusei. Sì. C'è mia zia, figlia di Erminio, sposata a Lanusei. Con Giampaolo. Con Giampaolo. Ah sì, non sapevo fosse. Classe 1913. Classe 1913, sì. Quindi 2 anni più giovane di Paolo. Perché l'editore ha creduto in quest'opera? Lo chiediamo direttamente a Paolo Cusso, patrono di grafica del Partito. Grazie, buonasera a tutti, ringrazio la Proloco di Lanusei per aver voluto questa manifestazione e anche l'amministrazione comunale nella cura del sindaco
e condivido in pieno il suo discorso. Perché credo in questo libro? Perché ho creduto in questo libro? Perché ci sono i ricercatori universitari e ci sono i ricercatori cosiddetti di paese, no? Che ho fatto, mi sembra, più di 350 monografie di paese Sardegna, quindi conosco un po' tutti. E tutti hanno scritto soltanto la storia del paese, dei racconti, un po' di tutto per fare un po' di miscellanea, per fare conoscere i paesi. Questo lavoro qui invece, cos'è che ha fatto? Sì. È partito da una sua, come dire, fare un omaggio al suo nonno per ricordarlo dai familiari. Poi quando ha scoperto che c'erano qualcosa di più interessanti, allora è andato avanti e si è fatto una ricerca, inizialmente alla buona, poi dopodiché è venuta fuori una bellissima ricerca. Ma perché tu, mi sembra che prima ha detto, Federico, ricordo, la storia della guerra di Spagna non si conosce bene, non ho mai fatto. Guardate bene che io lavoro molto per le università, non è che non la conoscono questa storia, la conoscono anche bene, solo che nessuno si è preso l'impegno di portarla alla luce, anche perché quello è un periodo molto 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 tragico per quanto riguarda l'Italia intera, perché noi non conosciamo bene la storia della seconda guerra mondiale. Io parlo del popolo, non parlo perché gli accademici la conoscono e come non la conoscono, ma perché non è stato scritto molto? Perché quelli che prima erano dalla parte del fascismo sono diventati i nostri dirigenti democristiani, quindi non potevano spiegare al popolo italiano che erano loro che mandavano la gente in guerra. Questa è la cosa più importante da far capire ai giovani. Certo che non ce ne facevano studiare a scuola, ma qui si è nascosto sempre tutto. Se noi se torniamo un po' indietro, al 1906, che in Sardegna c'è stata una crisi drammaticissima e dove ci sono stati scioperi in tutta la Sardegna sono 6 morti a Villasardo, 3 a Bonorva, 3 a Gornesa, 5 a Iglesias. Anche quella storia l'hanno nascosta, è venuta fuori ad opera di un ragazzo che un professore dell'università della facoltà di lettere lo mandò a fare una ricerca e questo ragazzo trovò questo documento dove erano stati assassinati dall'esercito italiano 6 giovani minatori di Villasardo. E da lì è partito, però non si è mai stampato niente. Quindi cos'è che ho fatto quando vedi che mi ha fatto la proposta di stampare questo libro? Ho detto, questo bisogna stampare, questo bisogna far conoscere alla gente. Poi giustamente come diceva Antonio, c'era anche fame. Quindi quando uno andava lì e ritornava con un gruzzoletto, certo che il suo compaesano diceva, ma ci vado anch'io, male che vada, ci lascio la pelle lì, però se torno mi faccio un gruzzoletto, perché erano pagati anche. Mentre invece, perché anch'io ero un po' nebuloso su questa faccenda, quando ho capito che erano giustamente pagati, erano dei mercenari, non è che fossero altro, io ho fatto delle domande nel mio paese, a Doianova, e quasi tutti erano convinti che sono andati in guerra gratis, soltanto perché avevano l'idea fascista e volevano che in Spagna vincesse il fascismo. Tutto lì, capito? Poi per quanto riguarda Serra, l'anarchico Serra, io sono di Doianova e lavoro a Doianova, Barrali, il paese che ha 2 passi da noi, e me lo ricordo bene. Io ricordo anche che quando morì negli anni '80
se ne parlava tutti da noi, perché era una persona che era anche un imprenditore, che aveva organizzato qualche cooperativa di agricoltura, quindi era una persona abbastanza conosciuta. Quindi si scopre che quando andiamo a leggere tutti questi nomi che c'ha, oltre 100 che ci ha dato lui, cioè quasi tutti hanno una loro storia, quasi tutti noi dovremmo conoscere la storia. E se Frederick ha la voglia di fare anche per parlare di tutti gli oriastrini che hanno fatto anche sia la prima che la seconda guerra mondiale, probabilmente riesce a completare un ciclo che delle persone che hanno dato, io non dico lustro, però hanno dato la loro vita, hanno dato tutto quanto per poter far crescere l'Ogliastra. E questo è una cosa molto importante, e io vi dico, in onore di tutti questi, se gli diamo un minuto di silenzio e li ringraziamo per quello che hanno fatto. Grazie. È facile imbattersi in storie belle leggendo il libro di Totti. Io vorrei citare una figura di cui si è parlato, uno dei tre fratelli Puddu di Gaia, che è Enrico Puddu, corrudo e appalito. E mi spiego. Questo vive in Spagna, prima dello scoppio della guerra, prima dello scoppio dell'insurrezione franchista, quando i franchisti decisero di muovere le truppe. Nel corso di un interrogatorio subito presso la questura di Nuoro il 16 settembre 1940, quindi dopo tutto quello che ha passato questo povero Cristo, dichiara di essere rimasto nella città di Valencia dal 32 al 38 e poi di essere stato internato ad Alcira. Non lo internarono i franchisti, lo internarono gli stalinisti, perché non si piegò da anarchico alla fede comunista. Lui era un anarchico vero, non era un anarchico per partito preso, oppure un anarchico che faceva con butta, nel senso che organizzava le truppe, faceva adunate sediziose, diceva di conoscere solo il cugino, l'unico anarchico, io sono anarchico, ma l'unico anarchico con cui io ho rapporto è mio cugino, Tommaso Serra di Lanusei. In Spagna tutti i miei compagni erano tutti fanatici convinti di doversi affermare con l'uso della violenza, per cui non potevi mai andare d'accordo con loro. Non ho avuto rapporti con altri anarchici italiani al di fuori che con mio cugino Serra Tommaso. Venne trasferito insieme a suo fratello Paolo in seguito a Renici Tanghiari in Toscana il 25 luglio 1948 e liberato l'8 settembre, quando finì finalmente l'incubo. E dopo la seconda guerra mondiale aderirà al Partito Socialista Italiano. Frederick è andato a Gaia a cercare notizie di Enrico Puddu, è un anziano alla soglia dei 100 anni, gli racconta: i fratelli Puddu erano persone molto in gamba. Lì menzionò anche Emilio Lussu a proposito di che parte stare. Emilio Lussu disse: se in ogni 10 paesi ci fossero persone determinate come i Puddu di Gairo, la sinistra, presidente governatore, la sinistra avrebbe una facile vittoria nella nostra isola. E ricorda ancora le loro riunioni a porte chiuse, le uscite a tarda notte per evitare di farsi notare. Questa è una figura lineare nel suo percorso anche politico, che si può fregiare di una menzione d'onore, chiamiamolo così, da parte di Emilio Lussu, la più grande figura del fascista sardo. Ciao. E vogliamo
far concordare l'antifascista con il passato. E Emilio Lussu, d'altronde, era un uomo che si è sbilanciato, perché era un uomo talmente parsimonioso nella cura degli aggettivi. Se voi leggete i discorsi parlamentari di Lussu, verbo, soggetto, verbo, complemento, qualche aggettivo, avverbi proprio col contagocce, avverbi trattati come parti, come dico sempre, cestinabili del discorso. Emilio Lussu si sbilanciò, sapete, descrivendo chi? Descrivendo come uomo valoroso e mite, indovinate chi? Samuele Stecchino, che poi diventerà la bella Giuliastra. Perché Samuele Stecchino, da combattente della prima guerra mondiale, era un uomo valoroso e mite. E Emilio Lussu lo disse in Parlamento. Se si sbilanciò così anche per il put di Gairo, tu hai fatto proprio qui, hai trovato questa chicca, diciamo che io non avevo mai letto. Io di Lussu ho letto molto francamente, ma questa cosa del put di Gairo nei discorsi di Lussu e nei libri in cui si parla di Lussu non l'avevo mai fatto. Devo rivedermi invece l'anarchico spiego di Peppino Fiori per capire se effettivamente abbia avuto rapporti diretti con Tommaso Serra. Hai sollecitato la mia curiosità a questo punto, quindi rivedo, ripesco, non ricordo dove l'ho messo per trasferimenti, dopo che mi sono sposato, ho lasciato casa di mamma, quindi non ricordo bene dove siano certi libri, però appena trovo l'anarchico spiego a casa mia, a casa di qualche amico, verificherò puntualmente quale fosse il suo vero rapporto con Tommaso Serra e l'anarchico di Ragusa. Io darei le conclusioni, Federico, perché diversamente si fa troppo lunga e penso che d'altra parte non dobbiamo nemmeno togliere ai lettori il piacere della scoperta, quindi magari abbiamo già fatto troppe anticipazioni. Vi racconto l'ultima cosa di Babbo, che parlava correntemente lo spagnolo, ritornò dalla Spagna, se ne fosse 3 anni, mi raccontò questa aneddoto, era un giovane brillante, andò in chiesa in Spagna e si parlava di San Pietro, di Gesù che diceva tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e il sacerdote gli disse tu eres Pedro, e mio padre dal banco della chiesa sì, io sono Pietro. Si alzò e si presentò, e questa cosa gli faceva, ha fatto morire i nipotini, insomma, è una cosa bellissima. Quindi la spensieratezza, stavo andando ad affrontare la spensieratezza, la forza d'animo di una ragazza che allora aveva, siamo nel 36, aveva 25 anni, il papà dell'11, ma qua Cadice nel 36, e quindi insomma, questo è. Concludi? Se il pubblico ha qualche domanda da fare, vi è incuriosito qualcosa, io vi invito. Io mi ho chiesto perché. Io mi sono appassionato anche di altri conflitti, ho iniziato una ricerca su tutti i marinai ogliastrini che sono morti nelle varie guerre, e di Lanusei, cosa particolare, ce ne sono tantissimi. Tra parentesi, nel libro troverete l'unico marinaio ogliastrino che io ho trovato è di Lanusei. Fatalità, poi è morto nella seconda guerra mondiale, un certo San Antonio, adesso. Che era Mio zio. Suo zio? Immagino di sì. Ok, interessante. lo stesso San Antonio di Sì, è caduto poi, di conseguenza. No, la cosa particolare è che stavo ultimando il libro sulla guerra di Spagna, avevo già iniziato questa cosa perché mi è stata richiesta dall'Associazione Nazionale dei Marinai Italiani, che è nata a Tortughi Arbatax, però è ogliastrina. Loro sono quasi tutti anziani, quindi non si muovono bene con internet, e mi chiesero una mano su questa cosa. Visto che sapessero, io ho detto, ma io sui marinai zero. Da lì mi sono appassionato, ho scoperto poi alcune persone, da lì mi hanno dato una grossa mano. Sì, San Antonio. E quindi avevo già catalogato San Antonio, ma non mi avevo reso conto che aveva fatto la guerra di Spagna.
Quindi stavo per chiudere il libro senza questa persona, cioè mi ero defocalizzato sul mio obiettivo iniziale e di conseguenza avevo tutti i dati su questo marinaio che poi perse la vita nella seconda guerra mondiale e poi sono riuscito a inserirlo, diciamo, nel libro. Vi invito quindi, se per caso usate i social, anche a postare delle foto di un parente. Molti hanno fatto la guerra in Russia, mi è capitato poi di imbattermi su notizie anche di gente di Lanusei che ha fatto la Russia, che è entrata con i piedi congelati, tante storie. Se non le raccontiamo, i social ci aiutano molte volte anche in queste cose. Magari voi non siete appassionati, però c'è qualcuno che si appassiona, poi vi trova delle notizie che vi permetteranno di appassionarvi anche sul vostro parente. Chiudo così e passo la parola a Paolo, vi ringrazio nuovamente. E niente, una volta che leggete il libro mi farà piacere se mi date il vostro feedback, come si dice adesso. Ok? Grazie. Non mi resta che salutare tutti e ringraziare ancora per la bella partecipazione e anche questa location, come lo chiamano a Barrali, molto bella, molto bello e tranquillo, e poi qui alla Lanusei avete un clima abbastanza importante. E mi auguro che qualcuno di voi abbia delle notizie, sia come o delle immagini o delle lettere sulla seconda guerra mondiale, sulla prima un po' difficile, così le mettete in mano a Federici e tra poco nascerà un altro libro che un libro è sempre un patrimonio culturale di qualsiasi ogni paese. Grazie. Grazie a tutti e buonasera.